niente. Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salottoli 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Peggio per chi guarda se mi metti in video. Ieri, grande Davide sulla tolla di comando in regia tecnica, e anche partiamo con un applauso. Commentavo il nichilismo di cui è intrisa questa frase, aspettando il giorno in cui morirai, ed ho detto una frase che se ti ci confronti non ne esci vivo, però è anche vero. Io ci ho pensato, io rumino e ho pensato che però se ci rifletti non ci sono alternative, quindi questa è comunque la strada. Insomma, verrebbe voglia di dire che, se non fosse presuntuoso dirlo, che hanno ragione gli sciocchi e i superficiali. Nel momento in cui tu dici gli sciocchi e superficiali, ti tiri fuori. In realtà anche chi vi parla è sciocco e superficiale dalla propria parte. Quando cerca di magari andare in profondità, poi va a sbattere, quindi è meglio stare sulle ali della leggerezza. Questo potrebbe essere il trucco. E noi invece restiamo, questo è un titolo di un film, sulle ali, le ali della libertà, non che ce ne sono due. Quello che dico io è più vecchio, ed è quello con Matthew Modine. Matthew Modine è il nipote di Coppola. È un film, credo, dell'87. È un film che parla di due reduci dal Vietnam. Ieri si parlava di Jimi Hendrix, e appunto un ascoltatore diceva: guarda che le scariche elettriche della chitarra sono i bombardamenti, giusto, quindi è una canzone pacifista, Star Spangled Banner. E è un film noioso la sua parte, anche se aveva Alan Parker, che è il regista, quindi comunque roba buona. Il finale è assolutamente indimenticabile. Il finale è strepitoso, ed è un film che, quando capita, te lo vai a rivedere aspettando il finale strepitoso. Strepitosi anche Modine è il nipote di Coppola, che lui invece porta un nome anglosassone, però non mi ricordo più in questo momento perché sono vecchio. Allora, i convenevoli formulaici, assolutamente. L'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Adriana Angela e alla signora Clotilde. Loro ci seguono, ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Ho salutato il grande Davide sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 137,7 metri sopra il livello del mare, con temperature che dicono 23 gradi interni centigradi sopra lo zero. È una scuola di pensiero, non è ancora accertato. È accertato invece l'11,1 sempre in centigradi sopra lo zero, esterni 83%, l'umidità, la pressione è pari a 1022 tondi millibar. Naturalmente, oltre al canale 252, dove potete vederci, auscultarci, potete seguirci
tramite la radio DAB, tramite l'applicazione sui cellulari, fantastica. Tanto è migliorato tantissimo l'audio, lo dico sempre, lo ripeto, quindi si sente bene. È motivo anche in più per non, quando siete in auto, non parlare al cellulare e mettere il viva voce, se posso dirvelo. Poi naturalmente il sito radiolibertà.net e il Twitch, il social di ultima generazione. Quindi di quel che c'è non cambia nulla, anzi non manca nulla, chiedo scusa. La scaletta invece, questo è che giorno è, e la scaletta invece di Oltre la pagina, che inizia alle 13:35 con Pietro De Leo. C'è un quadro politico bello, a me piace, oserei dire quasi a tinte impressioniste, bei colori, perché abbiamo un governo che in questi giorni ha portato a casa 2 risultati importanti, importantissimi direi. L'approvazione alla manovra di bilancio direttamente da Bruxelles, sapete, dicevano i sovranisti, invece, e questo è importante perché significa avere la tranquillità di poter, insomma, tranquillità, non siamo tranquilli nella vita, ma c'è la possibilità di portare avanti le politiche economiche senza dover fare deviazioni, cambiamenti, quello che hai programmato, quello che Giorgetti, e a me piace anche sottolineare, non bisognerebbe avere simpatie personali, ma Giorgetti ovviamente per molti motivi comprensibili, ma mi sembra che il tandem Giorgetti-De Leo, Maurizio Leo stia funzionando, e che vedendo i mercati internazionali, vedendo le agenzie di rating, vedendo tutto quello che è la situazione complessiva, mi sembra che al di là dell'evidente enfasi che ci può essere da parte di chi parla dietro questo microfono, mi sembra che le politiche economiche funzionano per quello che possono funzionare in un paese complicato come l'Italia. Quindi è stato importantissimo, sbloccato il PNRR per 8,7 miliardi, è la sesta rata del PNRR, e continuano a dire che questo governo non combina niente sul PNRR, e allora diciamo che questa è controinformazione da parte nostra più che propaganda. E poi invece ha incamerato la nomina, non sembrava così semplice, è intervenuto anche Mattarella, di Raffaele Fitto, vicepresidente di commissione con poteri esecutivi, quindi non è là solo a fare presenza, ma controlla anche il commissario dell'agricoltura, potere di controllo anche sulla commissione agricoltura. Mamma mia, questo è molto importante. Quindi ottimi risultati. Sul fronte interno invece si sono registrati delle spaccature. È sulla bocca di tutti la frizione tra Lega e Forza Italia sul canone Rai. Propaganda, e quella adesso non bisognerebbe. Io vi dico, sono uno che detesta da quando Renzi ci porta via i soldi dalla bolletta della luce e gas, ci porta via i soldi della Rai, io sono veramente nero, cioè lo trovo ingiusto. Non trovo giusto pagare la Rai, perché non è un servizio, non funziona più come servizio da tanti anni, quindi non vedo perché. Ci sono servizi alternativi, e soprattutto è un servizio che serve solo a tenere, è un carrozzone come lo chiamano in tanti. La Rai andrebbe smantellata. Ho anche detto che siccome non sono un pezzente, io il canone Rai lo pagherei volentieri di tasca, andrei io a compilare il bollettino, se invece del carrozzone che c'è adesso mi tenessero Rai Storia, informazione, una redazione di informazione, una redazione sportiva, cultura, sport, quello che serve, teatro, cioè la funzione di servizio formativo, no? Che ha un servizio di informazione e di formazione come era un tempo la Rai. Lo pagherei, così ho detto, preferirei comprare l'equivalente di quei soldi in droga e poi buttarla nel cesso, così tolgo la droga dal mercato, tolgo un po' di droga dal mercato. È un pensiero un po' forte, magari, però per dire quanto io non sopporti di pagare, di farmi estorcere i soldi.
Quindi quando andrò a votare mi ricordo chi ha voluto mantenere il canone e aumentarlo addirittura, me lo ricorderò bene, si chiama Forza Italia. Allora, Pistolotto, però diciamo che è stata data enfasi sui giornali ovviamente, anche se diciamo Elvis Lane si è abbandonata, maggioranza in frantumi, bla 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 bla, non cade il governo su questo, no? Tranquilli, ma vi dirò, e qui non è propaganda, è osservazione. Sapete perché non cade il governo? Perché il primo a fermarlo sarebbe Mattarella. Mattarella non può permettersi il lusso in questo momento di far cadere un governo che comunque, come vi dicevo, ha la fiducia dei mercati internazionali. E lui detesta questo governo, è ovvio, però non ci sono alternative, non ve ne sono di realizzabili, di ipotizzabili, e quindi sarebbe il primo a impedirlo. Poi c'è anche la questione della OPS, offerta pubblica di acquisto, che Unicredit ha portato avanti nei confronti quello che era, se non sbaglio, il Banco Ambrosiano, fatemi BPM, anche questo ho visto delle spaccature, la Lega è contraria, Giorgetti ha annunciato di ricorrere al Golden Power. Il Golden Power è una possibilità che ha un governo di entrare in gioco nei mercati quando ci sono a rischio degli interessi strategici nazionali, come è il caso di BPM. E invece Tajani mi sembra che vorrebbe, la considera operazione di mercato. Insomma, poi con Pietro De Leo alle 13.35 facciamo un po' i conti su tutto questo, anche perché quello che è successo in Europa, è interessante da leggere, se non altro, non è noioso, perché intanto in Europa Van der Leyen 370 voti ne ha persi 40, ne aveva ottenuti 410 o 401, ne ha persi 31, la maggioranza si sta spostando verso destra. Fratelli d'Italia, che aveva votato contro Van der Leyen, ha votato a favore, invece la Lega, che aveva votato contro a luglio, ha continuato a votare contro. Quindi abbiamo due forze di maggioranza che hanno votato in senso opposto in Europa, ma non è, cercavo di spiegare ieri, non è così strano, perché quello che succede in Europa ha degli equilibri politici che possono essere addirittura opposti rispetto a quello che succede nei paesi nazionali. Anche questo, cosa può succedere? Perché diciamo, io ho scritto, mi sono dimenticato prima nei convenevoli formulaici di ricordarvi la pagina Facebook, perché ve l'ho detto, è un messaggio destinato a tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Se andate a orientarvi, vedrete, per quanto riguarda il sottoscritto, le ampie presentazioni delle interviste che poi offro su oltre la pagina. Quindi chi ha voglia di lavorare va lì, tira giù, prende quello che gli serve e poi, se ha voglia, scarica il podcast o segue in diretta o resta sulla pagina Facebook e si ascolta quello che gli interessa. E dicevo, ho detto, i verdi si sono un po' scoloriti, si sono un po' sbiaditi, quindi il Green Deal sembra meno forte. Scrive anche Pietro De Leo che, per esempio, i paesi frugali, i paesi nordici, non sono più così favorevoli alle gretinate come avevamo visto con Timmermans. L'ha fatta un po' lunga, adesso andiamo brevi. Invece con il professor Flavio Felice parliamo di un tema, perdonatemi, io spero di non essere noioso, cioè io lo sono, ma il tema no, non può esserlo, sussidiario, la sussidiarietà. E presentando l'ultimo numero di Libertà e Persona, che è la pubblicazione di cui il professor Felice è direttore, si parla molto di principio sussidiario, si parla cioè di quello che è molto bello, è molto interessante, di quello che dovrebbe nascere, dovrebbe suscitare la discussione sull'autonomia differenziata, che io preferirei chiamare regionalismo asimmetrico, perché c'è l'occasione, l'opportunità,
secondo me mancano gli interpreti, manca la volontà di andare, di prendere spunto dall'autonomia per arrivare a parlare di sussidiarietà. E la sussidiarietà riguarda l'individuo. Il principio di sussidiarietà dice, spiega, arriva a definire, non lo dice, non c'è una formula della sussidiarietà, ci sono dei concetti che vanno a formare un'idea, e l'idea è che attraverso il principio sussidiario siano le istituzioni a doversi adeguare alla persona. È un po', forse è da sognatori, ma ci sono stati pensatori come Hayek e altri. Il professor Felice ha scritto anche un bellissimo libro su Hayek, che hanno dedicato i loro studi, il loro ingegno proprio a elaborare i concetti per arrivare a spiegare, a indicare come si arrivi alla sussidiarietà. Cioè, sussidiarietà siamo noi. E vuol dire non subire le istituzioni, non subire la statualità, non subire anche quello che è, diciamo, quella situazione che ci vede soccombere perché abbiamo attribuito centralità allo Stato, abbiamo attribuito centralità all'autorità. Nel principio di sussidiarietà non c'è uno che decide per gli altri. E attenzione, proprio per evitare il caos e la confusione, ci sono dei concetti, delle regole, le regole non è il termine giusto, ci sono dei concetti che indicano quello che deve essere, perché se tu imponi la tua volontà, se tu sei minoranza ma imponi la tua volontà, è sempre contro il principio di sussidiarietà. E la parola giusta è condivisione. E una condivisione che ci garantisce più libertà, una condivisione che si raggiunge, ecco lì la famosa frase di Gaber che io avevo discusso, che Luporini aveva addirittura negato, lì sì è partecipazione. Ma non si tratta non si tratta di partecipazione per arrivare a questo concetto certe volte astratto e indefinito che è democrazia, democrazia, democrazia. No, si tratta di libertà individuale. Cioè, se tu vuoi la tua libertà, devi partecipare alla condivisione, perché sono anche gli altri ad ammetterla. Non sono un professore, si era capito, però ci ho messo entusiasmo perché sono concetti che intanto mi riportano al 98, 99, 2000, quando in Lega, dopo la fase secessionista, si elaborava molto il principio di sussidiarietà, poi si è un po' abbandonato. Siccome adesso in questi anni lo sto comprendendo meglio di quanto non l'avessi capito allora, e questo mi porta a avere entusiasmo, perché penso sia innegabile riconoscerne la validità. Davide ci saluta, e è arrivato Lorenzo il Magnifico, ed è arrivato quel momento di farmi tacere. Pausa. Te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Scusate, ma li devo mettere gli applausi. Oggi è il genetico di Gatto Barbieri, che ci ha lasciato nel 2016, argentino, che inventò letteralmente questa, si può dire, fusion tra jazz e tango. Questa faceva parte della colonna sonora di un film seminale, Ultimo tango a Parigi, con Marlon Brando, di Bernardo Bertolucci. Proverei a spiegarvi i contenuti, proverei a raccontarvi questo film se fossi un critico cinematografico, invece sono un divoratore di film, sono un cinefilo e quindi mi limito a dire un filmone. E quindi pensate come, diciamo, certe volte ci siano dei ricorsi, sempre senza arrivare a Giambattista Vico, per carità, ma la censura. Pensate che hanno proibito, qualcuno anche ha indicato molto nella censura cattolica il motivo per cui questo film fu ritirato e non fu proiettato per anni e anni e anni, per molti, molti anni. È successo anche a un film di Monty Python, che è Brian di Nazareth, del 79, e poi invece è uscito al cinema nel 1990. Ultimo tango a Parigi, credo fosse del 71 o 72, è uscito nelle sale cinematografiche nell'87. Io me lo ricordo, piccolo aneddoto, dai, anche i vostri aneddoti se volete. 0292947222, lo sapete, linea aperte con questa versione allargata del Che giorno è. 0292947222, non più compresso in mezz'ora ma in un'ora. E piccolo aneddoto velocissimo, insomma, io e un mio amico decidiamo di andare a vedere, una sera andiamo al cinema, siccome lavoravamo eccetera, io quell'epoca poi cominciavo alle 6 del mattino, quindi siamo andati allo spettacolo delle 8, se non che c'era un bar prima del cinema, il Cinema Capitol a Pordenone, un bar dove facevano degli spritz eccezionali, e troviamo, cosa vediamo dentro questo bar? Due ex amici che giocavano di quando giocavamo a football americano. Morale della favola, ci siamo messi lì a bere, a raccontarsela eccetera, e insomma, invece di Ultimo tango abbiamo visto Ombre rosse. Quindi ombra, Lorenzo, in Veneto è la definizione del bicchiere di vino, un'ombra. Quindi un tai in friulano e un'ombra in Veneto. Allora, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni dell'8° giorno di Febbraio, mese del calendario repubblicano. Cominciamo in modo strepitoso. William Blake. Addirittura c'erano delle leggende metropolitane, dicevano che forse Shakespeare poteva essere anche William Blake. Non sono coevi, è difficilissimo, cioè è impossibile che questo fosse, però qualcuno lo ha diciamo paragonato. William Blake, alla cui poetica attinse anche Ian Curtis dei Joy Division. Lui è stato anche celebre pittore, ci sono le sue pitture, c'è anche una pittura del Silenzio che viene ripresa nel Silenzio degli Innocenti, c'è quella famosa del dio del dio inginocchiato, dal quale si sprigionano due fulmini dalle mani. Abbiamo William Blake, non serve dire altro. Una sua frase: ciò che oggi è dimostrato un tempo fu solo immaginato. Più facile perdonare un nemico che un amico. Quanto è vero. A un altro, allora, gli anticomunisti perfidi dicono Marx gli ha mangiato il capitale. Stiamo parlando di Friedrich Engels. È vero che la famiglia di Engels era facoltosa, e Marx approfittò dell'amicizia di Engels per farsi pubblicare il manifesto. Però gli scritti sono anche di Engels, e stiamo parlando di due pensatori comunisti. Engels aveva i soldi, Marx no, ma a livello di pensiero assolutamente amici con termini.
spesso le idee si accendono l'una con l'altra come scintille elettriche. Alberto Moravia, Alberto Pincher, il papà era ebreo veneziano. Probabilmente oggi Moravia avrebbe dei problemi con l'antisemitismo sempre più pro-Pal che si sta diffondendo a tutti i livelli. Gli Indifferenti e altri, insomma, è stato uno degli autori italiani, degli scrittori italiani più importanti della seconda metà del Novecento. La noia per me è propriamente una specie di insufficienza, inadeguatezza o scarsità della realtà. Gli Indifferenti. Mi ricordo un periodo suggestivo, il primo esame di letteratura italiana e contemporanea, a un certo punto parlo solo io, prof, all'università, parlo solo io, a un certo punto prendi coraggio, e ho detto, parlo di Moravia anche, no? Erano tutti gli autori del Novecento, un esame meraviglioso, ma tanto materiale meraviglioso. E a un certo punto dico, ma secondo me comunque Gli Indifferenti di Moravia è stato pensato, è stato costruito per stanze come fosse un'opera teatrale, più che un romanzo vero e proprio. La prof gli si sono spalancati gli occhioni. Ah, lei non può saperlo, è troppo giovane. Ma negli anni 70, un convegno a Venezia, sto parlando appunto di Ca' Foscari a Venezia, aveva, confrontandosi, aveva rivelato che lui originariamente aveva pensato un'opera teatrale. Ho fatto un figurone, 30. Loate che anche te gana Beacoa. Umberto Veronesi è un altro, una figura stratosferica. Ho apprezzato come cittadino a parte ha fatto solo che il bene, cioè il suo, i suoi studi, le sue analisi sul cancro al seno hanno veramente salvato e migliorato la vita di tantissime donne, e lui ha lavorato tantissimo su questo ed era anche geniale. Lorenzo, non so se tu ti ricordi chi fosse, comunque Umberto Veronesi è comunemente considerato un uomo geniale. Cos'è questo? Questo qua è un 2, sai cos'è? Vuol dire 2 volte bocciato al ginnasio. Quindi signori, invece c'era un segretario di partito che è stato presidente della Camera, che è stato bocciato 3 volte al ginnasio. Poi mi ricorderò il nome. Lui, come cittadino apprezzai molto quando lui, se non sbaglio, è stato senatore del PD, perché era di sinistra, era convintamente di sinistra, ma quando gli fu proposto da parte della sinistra di candidarsi sindaco di Milano, erano gli anni in cui vinceva la destra a Milano, da Albertini a Moratti, eccetera. Lui rifiutò, ci pensò, poi respinse perché disse cioè non posso fare una scelta di campo, uno che svolge la mia professione, uno che ha determinati contatti non può optare per una scelta di questo genere. Quindi anche come personalità. La moglie a posteriori, la vedova, in un'intervista disse che ecco, però sapete com'è, aveva un po' un lato debole, che non sono le 2 bocciature al ginnasio, e gli piacevano le donne, gli piaceva moltissimo, si innamorava spesso e gli piacevano le donne. E pazienza, cosa vuole, non è più di moda, l'ho capito, infatti sto parlando di un uomo del 1925. E credo anche onestamente che a lui piacevano le donne, ma anche lui piacesse alle donne moltissimo. Pazienza, nessuno è perfetto, come si dice in quel celebre film. Hope Lange, un'attrice, una nomination all'Oscar ha avuto, e poi abbiamo sincronicità junghiana. Ho citato questo esame, mi sono vantato, ho fatto la ruota come il pavone perché ho fatto bella figura, non si raccontano mai le brutte figure, bisognerebbe invece farlo, soprattutto facciamolo con noi stessi, le brutte figure ce le raccontiamo e può essere terapeutico.
Pier Vincenzo Mengaldo, perché non presi la lode, perché parlai per 1 ora e un quarto, credo, era anche estate, era luglio, e la prof era esausta, era l'ultimo anche, e non mi ha interrogato sull'antologia della poesia italiana di Pier Vincenzo Mengaldo. Milanese, ma insegnava a Padova, all'Università di Padova, un critico fantastico, comunista, ma fantastico, eccezionale. Io l'avevo studiata approfonditamente, quindi mi è mancata la lode perché ho chiacchierato troppo. Sto parlando più di 30 anni fa. Niente, la logorrea è una mia malattia, evidentemente. Bertinotti era il segretario politico che è stato presidente della Camera, bocciato 3 volte, 3 volte. Poi, beh, scusate se cito Laura Antonelli, io spero che aver piacere di un sembiante femminile, aver piacere della donna, non sia così retrogrado e così da patriarcato. Per favore. Lei era Laura Antones, era dalmata, se non sbaglio, di origine, e disse: beh, in fondo dai, ci spogliamo tutti almeno una volta al giorno, hai capito? I Gremlins di Joe Dante. Nei miei film ci sono sempre dei bambini, ma non so perché. C'è quella scena in cui lei, l'attrice, confessa di non sopportare, la giovane attrice, che era molto famosa in quegli anni, lei confessa di non sopportare il Natale perché suo padre, scendendo dal caminetto vestito da Babbo Natale, rimase, scusate, incastrato e morì soffocato, e morì incastrato e eravamo io una banda di briganti nell'84-85, c'era il Great Complotto, quella gente lì, eravamo amici, insomma, no? Frequentavo anch'io, e mi ricordo che a un certo punto al cinema siamo scoppiati lì. Cioè, ma non è stata una cosa preordinata né provocatrice. Però un idem sentire ci ha portati di fronte a questa scena che voleva essere molto drammatica, ci ha portato a ridere come dei pazzi. Per poco non ci cacciano via. Andiamo avanti. Poi un grandissimo attore, a mio avviso, infatti ha avuto 4 nomination, 2 Oscar, Ed Harris. Nella recitazione l'unica persona con cui competi è te stesso. Fantastico in Pollock, sembrava veramente vero, ma in tutti i suoi film, c'erano anche americani. Poi bisogna che parli con Vincent, che è l'esperto di Ed Harris, cosa ne pensa, perché non abbiamo mai parlato. Segnava sempre la Juve. Il grande Spillo Alessandro Altobelli, giocatore della Juve, no, dell'Inter, ha giocato anche con la Juve, mamma mia che tradimento. Ieri sera Lorenzo sta poco bene in sti giorni, non so se hai evitato di guardare Aston Villa Juve per stare ancora peggio. L'hai visto? Io ti confesso, avevo cominciato un po' a vederla, poi dall'altra parte Liverpool e Real Madrid. Talmente forti quelle due squadre che non è stata nemmeno una bella partita, secondo me. Ma praticamente adesso il calcio italiano secondo me è un po' migliorato negli ultimi 2 o 3 anni. Atalanta, ma anche secondo me anche l'Inter gioca bene. Sono interista, quindi questa frase è partigiana. La cosa impressionante, tutto sommato non giocavano molto diversamente da 2 squadre italiane, Liverpool e Real Madrid, ma la differenza era che giocavano al triplo della velocità e della forza e della precisione. Cioè, passaggi in verticale anche di 20 metri, con tiri violenti che vanno direttamente sul piede del compagno di squadra. Spettacolo proprio di forza. Una volta, no, tu non puoi ricordartelo, mi ricordo la finale del 2003 Juventus-Milan,
E non fu una bella partita, finì 0-0, poi vinse il Milan ai rigori. Qui a Milano piansero, ma io non sono di Milano e quindi... Ma capivi e percepivi 21 anni fa, cioè, che quelli fossero i migliori giocatori del pianeta, fossero giocatori di una forza strepitosa. Infatti appunto il Milan ha vinto 2 Coppa dei Campioni, molti di quei giocatori juventini e milanisti nel 2006 disputarono la finale del mondiale, quindi molti avevano disputato la finale nel 2000 degli europei, quindi erano i migliori giocatori del pianeta, che giocavano tutti nel campionato italiano. E ieri ho avuto quell'impressione lì, anche se poi ha vinto il Real Madrid e Mbappé ha sbagliato il rigore. E c'è una frase ci sono tante frasi, sono delle gaffe di Altobelli, non si sa fino a che punto volute, cercate. Una volta ha detto: nella mia vita ho solo un rammarico, mi mancavano 5 anni per diventare geometra. Mi mancavano 5 anni per dire. E poi infine c'è un altro calciatore campione del mondo come Altobelli, che ha giocato nell'Inter un po' meno, che ha giocato anche nella Juve, che è Fabio Grosso, un terzino che poi segnò il rigore nel 2006 contro la mia France. Allez le blé, non ha funzionato. Allez le blé, non ha funzionato. Lo so che mi odiate per la mia francofilia. Alfonso Cuarón, un regista messicano molto interessante, ha avuto, pensate, 11 nomination e 4 Oscar. Non so se mi spiego. Allora direi che adesso è arrivato il momento di approdare alle proiezioni demoscopiche, rilevamenti demoscopici, però 2 minuti mettiamo ancora 2 minuti di Gatto Barbieri, Lorenzo, stacchiamo un po'. Abbandoniamo il grande Gatto Barbieri, credo fosse di origine piemontese, come il Papa e tanti argentini con cognome italiano. Dato Istat, è arrivato il momento dei rilevamenti demoscopici
si parla di flussi turistici. Il mese di luglio, con 17,5 milioni di arrivi e circa 75 milioni di presenze, è in calo rispettivamente del meno 7,7% e meno 0,8% rispetto al 2023. Anche agosto, 18 milioni e 81 milioni di presenze, arrivi 18 milioni, meno 1,3 per gli arrivi, meno 1,9 per le presenze. Quindi un piccolo passo indietro per il turismo. C'era anche una motivazione, l'ho letto sui giornali, insomma, che veniva data: troppo cari, troppo cari, cioè dei prezzi inauditi. Anche mi raccontavano, per carità, noi siamo tutti dalla parte di quelli che noleggiano ombrelloni, però dicevano amici a Bibbione, Bibbione, Lignano, quelle zone lì, che c'erano spese per due sdrai, un ombrellone, spese da brividi, insomma. Quindi tante persone, alcune persone non avevano le risorse per affrontare spese di questo genere. Anche questo, cos'è? Ne ho fatti due uguali? Sì, ma pensa a te. Invece adesso andiamo con un rilevamento demoscopico vero e proprio. La fiducia da parte dei cittadini del nord-est nei confronti del Presidente della Repubblica. È un Demos, sondaggio Demos Demetra, acquirente il Gazzettino, quindi non di sinistra. Allora, Mattarella ha il 63% dei consensi. Aveva il 71% nel 2015, il momento più basso nel 2017 col 51%, il momento più alto il primo anno con il 71%. Tra l'altro, allora, per fascia d'età, 84 per quelli più vecchi, 68 per quelli più giovani, e poi per partiti non si può non essere leghisti, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Allora, consenso, gradimento del PD su Mattarella, 96%, l'hanno messo loro, e quindi per carità. 5 Stelle 42, 74 Forza Italia, 60 Fratelli d'Italia, Lega 28. E lì è il momento in cui mi permetto di usare la prima persona plurale, non pluralia maestatis, ma di condivisione. Noi leghisti, solo il 28% di noi leghisti approva Mattarella. Sono sempre troppi, secondo me, ma comunque è significativo, insomma, anche di come le opinioni possono cambiare, di come le opinioni naturalmente vengono anche influenzate nei confronti degli altri, vengono influenzate anche dalle nostre idee personali, dalle nostre propensioni. Lo dico perché sembra che Mattarella sia proprio incondizionatamente condiviso, amato e stramato. Per favore, ammettete anche il dissenso, altrimenti si chiama fascismo. La magistratura, la fiducia nella magistratura 31,2, e quindi vuol dire che il 67,8 non ha fiducia nella magistratura. Dove eravate quando abbiamo fatto il referendum? Dove eravate, amici cari? Movimento 5 Stelle, Euromedia Research, Rai porta a porta. Dunque, Cambiamento Democratico per il 38,9, Blitz di Conte 36, Non Salva 25, i partiti Fratelli d'Italia 29,5, PD 24,2, 5 Stelle 11,5, Lega 9, Forza Italia 8,9, Verdi e Sinistra 5,4. Togliamolo perché credo sia l'ultimo adesso che sta per arrivare. Sono anche le 13:30, quindi riforma del codice della strada. Vediamo cosa ne pensano. Cosa ne pensa? Dunque, per quello che apprezza, allora, il
40,4%, no, scusate, il 50,4%, quindi la maggioranza ha approvato il nuovo codice della strada, mentre il 32,1 no, contrario, il 17,5 non sa. Quindi diciamo, secondo questo sondaggio, il codice della strada è promosso. È un sondaggio, ripeto, Euroweek è l'acquirente. Andiamo sui monopattini. Le nuove sanzioni sono invece il 26,9% troppo elevate, giuste 40,9%, troppo basse permissive 11,5%. Ammate evidentemente neopatentati dovranno passare non più 3 anni dal conseguimento della patente, condivide 74,5%, non condivide 17,3%. Insomma, adesso non c'è più tempo perché sono le 13:31, quindi sto sforando, però vedete che secondo questo sondaggio l'opinione pubblica ha promosso il nuovo codice della strada. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
la sigla di un Mia che tradizionalmente parte di questa Oltre la pagina, ho saputo, mi hanno riferito che mi è stata shippata dal giornalista Giletti che la usa per la sua trasmissione. Io Giletti lo seguo poco, non è, diciamo, tra i miei giornalisti preferiti, è un bravissimo giornalista, però birba, 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 birba. Tra l'altro birba, birba è una citazione cinematografica, chissà se l'avete capita. Birba, birba, citazione cinematografica. Ve lo dicevo perché fatemi sapere, so che l'avete apprezzata moltissimo da quando l'ho inserita come sigla di Oltre la pagina, ma adesso mi dà fastidio perché chiaramente tra Pellegrini e Giletti uno dei due è un po' più famoso, un po' più conosciuto dell'altro, e io ovviamente, tutti penseranno che io abbia copiato la sigla di Giletti. Questo mi dà fastidio, quindi fatemi sapere, perché magari ne cercherò un'altra, anche se bella come questa sarà difficile. Quanto sarà difficile governare in Europa dopo il voto di ieri? 370, erano 401 che avevano votato col voto segreto, però a luglio van der Leyen, questo bis risicato con spostamenti verso destra. Ne parla anche oggi, ci sono i suoi articoli sul Tempo, anche su Libero. Pietro De Leo che abbiamo al nostro microfono. Bentornato Pietro, grazie per essere qui con noi. Grazie, buon pomeriggio a voi. Pietro, io presentando questa intervista, no, registravo questo, è una situazione abbastanza composita, secondo me anche interessante, quella che sta attraversando il governo, perché porta a casa l'approvazione della manovra di bilancio da parte di Bruxelles, che è cosa molto importante, la sesta rata del PNRR, che sono 8,7 miliardi, la nomina di Fitto che è vicepresidente con poteri esecutivi, quindi non solo di rappresentanza, quindi è una bella vittoria anche quella. E invece sul fronte interno i litigi sul canone Rai, sulla Unicredit, che la scalata di Unicredit, anzi l'OPS, offerta pubblica di scambio di Unicredit a BPM, insomma ci sono delle fratture, delle divisioni. E questo quadro è abbastanza interessante, ma partiamo dall'Europa perché sicuramente ho scritto nella presentazione di questa intervista i Verdi sono più sbiaditi dopo il voto di ieri, e tu hai spiegato anche nei tuoi articoli, ci hai spiegato che per esempio sono passati i tempi di Timmermans, non solo perché lui non c'è più, ma perché i leader, soprattutto nel nord Europa, sono meno propensi alle gretinate di quanto non lo fossero qualche anno fa. Quindi il Green Deal potrebbe essere meno imminente, meno incombente e meno grave, meno pesante di quanto non si prospetti. Questo tutto sommato può essere una buona notizia. Da dove partiamo, Pietro? Te la parola. Partiamo da qua. Tu hai fatto prima una citazione di Stanley Kubrick e l'ho colta. E forse potrebbe essere un po' thrilling potrebbe essere stato un po' thrilling, vagamente oscura e spaventevole il voto di ieri, perché molto basato sull'incertezza. In realtà però, come dicevi tu, è una prospettiva, potrebbe aprirsi interessante. Registriamo appunto 3 elementi. È vero che in pratica ieri si sono spaccate molte forze politiche, in parte anche il PPE in maniera ridotta, perché gli spagnoli non hanno votato la commissione in polemica con Teresa Ribera. Si è spaccata anche la famiglia dei conservatori a cui appartiene Fratelli d'Italia, metà hanno votato pro commissione o si sono astenuti, l'altra metà hanno votato contro. Chi non si è spaccato invece è stato ad esempio il gruppo dei Patrioti, che contiene la Lega di Salvini, e sia il gruppo dell'ACN, cioè quello dei sovranisti. A sinistra invece non si è staccato dell'Est, che è il gruppo di opposizione. Gli altri un po' hanno subito varie defezioni. Le defezioni però in maniera più pesante le subiscono i Verdi e i socialisti,
che hanno veramente una grande crisi politica. I socialisti, noi sappiamo bene che ad esempio in questo momento stanno pagando molto la crisi di governo in Germania, pagano le incertezze in Francia. Ora pare che in Francia per il governo che è stato messo in piedi dopo le elezioni non ci sia più tanto futuro. I Verdi addirittura si sono spaccati in 3, perciò quel retaggio lì molto green, molto demagogico va a morire, ma per una ragione, perché mentre prima 5 anni negli scorsi 5 anni aveva trovato anche delle sponde da una parte dei popolari nordici, ora quelle sponde non ci sono più. I popolari, per fortuna, dopo il caos degli agricoltori, dopo anche essersi resi conto a livello di dati economici quanto la transizione green sia dannosa se fatta in maniera precipitosa e a tappe forzate, vanno verso una transizione che sì, deve esserci, però deve essere ragionevole, graduale, come dice anche Draghi nel suo rapporto, e soprattutto concertata con i tessuti produttivi. Non è facile, ma sicuramente meglio mettersi in un terreno più difficile, ma comunque più dialogante, che andare avanti a tappe forzate e fare macelleria sociale. Quello che sta accadendo in Europa cosa potrebbe causare? Siccome noi non dobbiamo leggere l'Europa come l'Italia, c'è una maggioranza che viene auspicabilmente formata sulla base di analogie politiche e si va avanti con quella, se no il governo cade. In Europa è diverso, in Europa ci sono delle maggioranze che possono formarsi di volta in volta su vari provvedimenti. Quello che sta accadendo con una sinistra così debole può prefigurare il fatto che delle maggioranze che comprendono, che partono dal PPE e arrivano fino ai sovranisti, possono formarsi su vari temi, come ad esempio sull'ambiente. Questo è, diciamo, una fotografia di un nuovo assetto che volta per volta potrebbe crearsi. Lo dice anche stamattina sul Corriere della Sera un esponente della CDU tedesca che si chiama Daniel Caspari, e potrebbe essere una costante interessante di questo quinquennio. Tanto mi ricordo, se non sbaglio, ti avevamo anche intervistato luglio, un bel articolo dove proprio spiegavi tutti questi meccanismi e ci avevi anche spiegato come all'interno dei popolari stessi ci fossero magari forze che nel loro paese erano contrapposte, insomma. In Italia Sì. abbiamo vissuto con Forza Italia nei popolari, che è sempre stato un po' indigesto. Mi ricordo anche ai tempi di D'Alema l'ipotesi addirittura del PPE per la sinistra, c'era stato qualcuno che aveva ventilato quell'ipotesi, e quindi hai spiegato benissimo eh, la diversità, l'asimmetria, oserei dire, no, tra i governi nazionali e il governo, che però insomma è una cosa che andrebbe secondo me superata in qualche maniera. Andrebbe superata per trovare maggior compattezza, perché uno dei punti interrogativi che tu sollevi nel tuo articolo è questa maggioranza variabile dovrà essere compatta nel momento in cui si confronterà con Trump, perché lì Trump farà gli interessi degli Stati Uniti, bisogna che l'Europa elabori risposte migliori di quanto non abbiamo visto negli anni precedenti. E secondo te questo spostamento, diciamo verso destra per semplificare, potrebbe favorire in qualche modo un rapporto meno conflittuale di quanto non si è visto tra il 2016 e il 2020 tra l'Europa e Trump, un'Europa molto spostata a sinistra Verdi? Potrebbero migliorare le cose da questo punto di vista? Allora, qui bisogna vedere molto, bisogna vedere molto che livello di due cose. Il primo, che livello di conflittualità ci sarà all'interno della Commissione, perché tu hai 3 top jobs, no? Che sono gli incarichi più alti, la von der Leyen, poi hai Antonio Costa che è Presidente del Consiglio europeo e hai Kaja Kallas che è alto rappresentante della politica estera. Bisogna capire questi 3, innanzitutto questi 3 vertici come si relazioneranno,
perché negli scorsi 5 anni noi abbiamo avuto von der Leyen e Charles Michel, che era il presidente del Consiglio europeo. Ricordiamo, il Consiglio europeo è l'organismo che racchiude e raccoglie i capi di Stato e di governo, che spesso litigavano, e questo ha dato un'idea di grande frammentazione e disunità a livello europeo. Quindi ora, siccome sarà questo, e anche con gli altri commissari, in particolare con chi si occuperà di concorrenza, siccome serve forza politica per andare a presentarsi sul tavolo di un leader che può piacere o meno, ma Trump ha molta forza politica dopo la grandissima vittoria che ha avuto, è chiaro che il primo elemento è quello sul piano del governo, cioè un governo che non litighi troppo, un governo europeo. Il secondo piano è quello del Parlamento, che non ci siano veramente troppe impasse, che non ci siano troppi, ovviamente le divisioni ci saranno, ma che non siano non si dia l'idea di un avvitamento delle istituzioni europee. Cioè è molto difficile, però nel caos devi dare l'idea di un'Europa che, anche se non funziona alla perfezione, perché sarebbe quasi impossibile, comunque deve avere una certa fluidità. È un passaggio molto complicato, però la condizione affinché von der Leyen si presenti sul tavolo abbastanza forte è questa. Guardando il panorama interno, oggi Sì. mi era piaciuto moltissimo, non so se hai vista la prima pagina del Foglio, la vignetta di Macox, che dice che Tajani non ce l'ha con Salvini, con la Lega, per il canone, ma per gli insulti che gli avevano rivolto i giovani padani, i giovani leghisti a Pontida qualche mese fa. Ecco, che tipo di partita stanno giocando Lega e Forza Italia? Stanno cercando una primazia rispetto agli altri, perché Forza Italia dice noi abbiamo più voti, in realtà sono lì, insomma, e la Lega dice noi però abbiamo più parlamentari, e quello è un dato incontrovertibile. E soprattutto, quanto può complicare l'operazione di governo. Allora è chiaro che Schlein lo dice, ma non può pensarlo neanche lei, non ci sono certo problemi, non si andrà certo a elezioni anticipate per queste scaramucce assolutamente marginali, anche perché mi sono permesso di osservare che, secondo me, se succedesse qualcosa di grave, il primo a non volere nuove elezioni, il primo a volere che questo governo resti, secondo me è Mattarella, che non ama neanche un po' questo governo, ma visto il consenso sui mercati preferisce che ci sia questa maggioranza al governo che altre. È una mia idea personalissima che naturalmente puoi discutere, puoi mettere assolutamente in discussione, però ecco, una tua valutazione su quanto possono pesare queste diversità. Scusa, guarda, in realtà ci troviamo di fronte ad un passaggio con qualche conflittualità, ma sono tutte conflittualità tutto sommato molto ridotte e di bassissima intensità. Non c'è nulla di preoccupante. Noi spesso ne abbiamo parlato anche nella tua trasmissione, che se c'è un difetto che ha questo centrodestra è quello di parlare un po' poco, cioè i leader si riuniscono poco, si vedono poco, si dovrebbero vedere molto di più e chiarire più i punti davanti a un tavolo e guardandosi negli occhi, più che poi far maturare le situazioni, farle gonfiare, che poi dopo scoppia la mini grana, mettiamola così. C'è solo da mettere in registro un po' la logica del confronto, anche perché comunque c'è un centrodestra in evoluzione, con degli equilibri che, lo dicono le elezioni, stanno cambiando, perché comunque la seconda forza di coalizione al momento è Forza Italia, però la Lega fa le sue rivendicazioni, quindi c'è sicuramente un confronto in atto. Il confronto lo si risolve vedendosi e parlando. D'altronde la fase precedente di questo centrodestra, che era quella della leadership berlusconiana, tu lo ricorderai, vedeva molto spesso dei vertici di maggioranza. Io non azzardo una cadenza, ma mi pare di ricordare che fosse quasi settimanale, che si vedevano tutti i leader, parlavano, stavano lì le ore. Ecco, Sì, loro devono fare questo. se non ricordo male, scusa Pietro, c'era il lunedì di Arcore,
E poi a Roma c'era, non mi ricordo più quale, Certo. forse Palazzo Graziosi. Certo, sì, a Roma era a Palazzo Grazioli, per esempio, anche Grazioli. appunto ad Arcoli si vedeva tutti i lunedì con Bossi, Berlusconi, quindi voglio dire, bisogna recuperare quella grammatica lì, perché se tu mandi avanti, per esempio, dei provvedimenti, ora senza entrare nello specifico, dove non c'è l'accordo, poi succede che se non c'è l'accordo all'inizio, poi diciamo così, i dissapori aumentano di intensità. Quindi non c'è nulla di grave, anzi io direi che questo governo in 2 anni e qualche mese, con l'agenda terribile che aveva di fronte, ha dimostrato un'altissima dose di coesione che non credo che altri governi, per esempio di centrosinistra, avrebbero mai mantenuto. Perciò bisogna aggiustare un po' il tiro su qualche cosa, ma non direi ci sia nulla di preoccupante. E infine, prima di lasciare i tuoi impegni, è una questione che secondo me va oltre quelli che sono, le ho chiamate scaramucce, io le definisco così, cioè l'OPS di Unicredit a BPM. Giorgetti ha annunciato che potrebbe ricorrere al Golden Power, no? Quando ci sono in gioco interessi strategici nazionali. Io direi che oltre che questa vicenda deve essere analizzata oltre magari le diversità all'interno del governo, perché si tratta di situazioni che vedono l'economia italiana al centro dell'attenzione, insomma. Ah sì, certo, anche qui c'è una linea diversa, siccome è una questione molto importante perché riguarda il credito, riguarda la politica bancaria e poi la funzione che devono avere le banche, cioè quella di sostenere e fare credito alle imprese sul territorio. Anche qui forse un confronto in più prima degli scatti in avanti sarebbe lo strumento più giusto per poter affrontare la cosa. Ecco, direi che il mantra, a mio modestissimo parere, è quello dell'evitare scatti in avanti eccessivi e per far questo devono assolutamente parlarsi di più. Benissimo, allora io scusa, ringrazio ancora Pietro De Leo, che leggiamo tutti i giorni su Libero e anche sul Tempo. Grazie e a risentirci presto. Grazie, buon proseguimento. Malanni di stagione. No, assolutamente. No, ve lo dico, ve lo confesso, sono un paresiarca. Sono tornato, purtroppo ho aumentato di nuovo le sigarette tradizionali ortodosse. Fumo più sigaretta ortodossa che svapo. Ma me ne sta cogliendo, perché se vi fate caso, i miei 82 ascoltatori, questa tossetta era scomparsa, adesso bisogna che mi rimetta sulla corretta strada. Andiamo a abbiamo qualche minuto, andiamo a leggere un po' i titoli, andiamo a leggere anche i vostri WhatsApp se sono arrivati, e avete anche 5 minuti per le telefonate 02 92 94 7222. Abbiamo, allora, ecco, questo è un nonno Walter dal Friuli Venezia Giulia, tesserato, è severissimo. Ci avete sentito, prima vi ho letto il sondaggio sul codice della strada, nuovo codice che è stato promosso dall'opinione pubblica. Invece Walter dice: Salvini hai l'immunità, probabilmente Salvini non va in trattoria o al bar con gli amici dopo aver lavorato una settimana. Questo nuovo codice della strada è un ricatto, le sanzioni su chi ha bevuto eccetera è un ricatto. Per lui questo significa allora che i colpevoli sono i cittadini italiani. Matteo, stai esagerando con il qualunquismo. Puoi scrivere sempre Walter, forse vuoi far fallire la Lega, oppure sei dentro la tua ego bolla. Attenzione, perché i leghisti non sono a disposizione delle fanfaluche, quindi non ho Walter particolarmente contrariato, però avete sentito, abbiamo ieri
L'altro ieri ho intervistato un parlamentare in commissione proprio trasporti e lui ci ha detto che si sono confrontati in commissione con le associazioni delle vittime della strada, cioè dei familiari delle vittime, associazioni vittime della strada, dei familiari eccetera, e lui dice che la linea è stata quella di voler ridurre. Comunque io ho relato a refero, ambasciatore non porta pena, voi vi mandate i vostri finché vi mantenete all'interno dell'educazione, leggo tutto, quindi come faccio. Gian da Brescia mi scrive: domani shopping a Black Friday promosso dalla CGIL. Questa è sottile, ironica. Comunque bella, ci sta come io ne farei una vignetta di quelle da mettere sui giornali. Domani shopping al Black Friday promosso dalla CGIL. Bravo Gian, questa mi piace veramente. Luca da Brescia non sta a fumare mulo mulo che non te son altro credo sia, no, non sta a fumare mulo che te mori. Un abbraccio Luca da Brescia. Ho capito, forse Luca deve essere lui, se non ricordo male c'era un ascoltatore che telefonava ed era di quelli proprio tosti contro il fumo, ma talmente era molto acceso, ma era così convinto quell'ascoltatore che io, pur diciamo perorando eccetera, non me la sentivo di mettermi di traverso, perché sentivi proprio un empito sincero di chi è convinto di far del bene. Poi in effetti non fumare è meglio. Allora, sono d'accordo col giornalista De Leo che ci vuole più dialogo tra le forze di governo a qualsiasi livello. Io per esempio cito Pavia, dove mi pare che grazie alla mancanza di dialogo sia stata consegnata la città alla sinistra. Questo è Mario. Io grazie per il contributo naturalmente a tutti voi, a Mario. Posso dire, mi dispiace Mario, ma di ignoranza non conosco nello specifico bene la situazione di qualcosa, ho letto, ma quindi sto alle tue osservazioni, non posso osservare altro perché non la conosco la situazione bene, la situazione di Pavia. Mario, mi sembra comunque che tradizionalmente Pavia sia sempre stato comunque orientata a sinistra. Il sud della Lombardia, anche se adesso Bergamo è a sinistra, Brescia è a sinistra, Como una specie di 5 Stelle, lo dico affettuosamente, un matto, perché io l'ho visto nelle interviste, e a me piace, è simpatico, un matto nel senso bello, e poi non so politicamente, comunque non è un sindaco di destra. E poi Lodi è andata alla, alla sinistra, Milano alla sinistra, quindi quando sono arrivato qua nel 2005 mi insegnavano i lombardi qui, guarda che la parte meridionale è sempre, infatti dicevano quella è Emilia Romagna, i leghisti, quelli anticomunisti, Mantova, Pavia, quella è Emilia Romagna, con un po' di sussiego. E invece poi con gli anni abbiamo visto che città tradizionalmente di destra sono andate in mano a sindaci, ad amministrazioni di sinistra. Bisogna farsi una domanda e cercare una risposta. Credo che il centrodestra sia rimasto forse Sondrio e Lecco, ma non sono sicurissimo. Che Varese sia guidata dalla sinistra è clamoroso, ma è un segno dei tempi. Se poi che poi non è male l'alternanza, ve lo dico da cittadino, non è male l'alternanza. Bisogna farsi delle domande quando un sindaco di sinistra viene riconfermato. Io ho visto Treviso dopo 20 anni praticamente o giù di lì, no, 20 anni abbondanti di leghismo, è stato eletto un sindaco di sinistra. Dopo 15 giorni i cittadini volevano cacciarlo via perché ha cominciato a mettere le tasse ai commercianti, ha cominciato a chiudere le zone al traffico, ne ha fatte di ogni, e infatti poi è tornata la Lega a guidare Treviso. Mi fermo,
14:01, non so se c'è una telefonata al volo, la facciamo dopo allora, dopo l'intervallo. Mi sono dimenticato, chiedo scusa, abbiamo per qui Parlamento la senatrice Tilde Minasi, parliamo della Commissione Sanità, parliamo del DL Sanità, le liste d'attesa. Vediamo in questa riforma, in questa legge, cosa ha previsto il governo per migliorare una situazione davvero drammatica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, qui c'è anche un link nel vostro WhatsApp che non riesco ad aprire. Comunque, sconsolante che chi si presenta come l'Ariete che deve finalmente buttare giù il fortino bolscevico, o bolscevico, in realtà è un agnellino. E quindi credo sia in riferimento al fatto che Fratelli d'Italia ieri ha votato von der Leyen al Parlamento europeo. Almeno immagino sia questo, perché non c'è un riferimento preciso. Scusate, ma è l'unica dipendenza che ho e mi sconforta quella del fumo. Ho scoperto che non ho mai nascosto di essere un forte bevitore, ma ho smesso quando serve, perché magari i valori, lo sapete, a una certa età sono piuttosto pesanti, smetto di bere, non bevo più perché per disintossicarmi, cioè, e non mi accorgo neanche di non star più bevendo.
Altre dipendenze, quella del fumo sì, quella mi dà molto fastidio. Infatti con lo svapo ero riuscito un pochino, ma adesso sto peggiorando. Con l'età si dovrebbe migliorare invece. Allora, ancora Mario che mi scrive: per quanto riguarda la sanità, quello che manca sono i soldi, punto. Parlo con cognizione di causa e ti dico che a livello di tecnici infermieri, quello che si sente dire è che con le stesse mansioni in Svizzera sfiorano il triplo di stipendio. Io ricordo sempre, Mario, quando Luca Zaia era l'assessore, Luca Coletto, che poi è andato a fare l'assessore in Abruzzo, l'assessore alla sanità, mi ricordo che i microfoni di Radio Padania denunciavano il fatto che ci fossero sempre più tagli. E mi ricordo proprio Coletto denunciare il fatto che scendendo sotto una certa percentuale del PIL si andava sotto le aspettative di vita, si diminuivano le aspettative di vita. Sto parlando del 2010-2011, quindi hai ragione, no? Ti confermo che anche dall'interno gli amministratori poi convivo felicemente da 24 anni e mezzo con un'infermiera che mi racconta, che mi ha spiegato le problematiche che ci sono nella sanità, e proprio questi tagli che, ripeto, vanno avanti. Ti ho appena citato Zaia e Coletto 2010-2011. Restiamo in tema perché abbiamo il piacere di ospitare per qui in Parlamento la senatrice Atilla Minasi. Facciamo partire la sigla. Qui Parlamento. Allora, benvenuta la senatrice Minasi, grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio e grazie a voi per avermi invitato. Allora, volevo chiederle, DL Sanità. Io ho appena letto un WhatsApp che ci è arrivato, un ascoltatore che si firma Mario dice: il problema è che non ci sono i soldi. Ecco, possiamo partire da lì, senatrice? Ma DL Sanità, i soldi per che cosa? L'ascoltatore chiede. Non è vero, secondo me il problema in sanità intanto è questa, il problema del numero chiuso a medicina, che comunque oggi non ci consente di avere a disposizione dei medici. Io ieri in aula ho sentito qualcuno che diceva che non è vero che mancano i medici, manca solo qualche specialista. Io ho fatto presente che la Regione Calabria, per esempio, ha appena fatto una manifestazione di interesse per tantissime figure di medico, come postazione di guardia medica, postazione di medico di medicina generale, del 118, quindi i medici mancano. Ma i soldi non è vero che non ci sono. A mio avviso si tratta di riorganizzare meglio il nostro sistema sanitario e poi di indirizzare e di utilizzare anche tutte le forme di tecnologia che oggi abbiamo a disposizione e consentono di poter curare da casa soprattutto la parte anziana, che oggi non è di poco conto e che vive un meno disagio da casa e poi ha un costo da 1 a 10 rispetto a un ricovero in ospedale. Bisognerebbe che si tornasse, che la medicina di base tornasse a fare da filtro, perché oggi ci sono un mare di ricoveri improvvi. Insomma, ci sono tanti problemi che con una riorganizzazione veramente efficiente del sistema potrebbe far risparmiare tante risorse in campo sanitario. E una delle, diciamo, delle preoccupazioni maggiori di noi cittadini sono le liste d'attesa. Ho fatto in tempo a leggere alcune cose. Quali sono i provvedimenti che questo DL propone per superare questo problema? Vabbè, intanto diciamo che questo governo già dall'inizio ha messo corpose risorse per superare questo problema. Con l'ultimo DL si è cercato di dare
un'organizzazione anche diversa, cioè dando la possibilità ai medici, dietro ovviamente un compenso, di poter lavorare anche il sabato e la domenica per smaltire le liste. Anche qui si tratta sempre di riorganizzare. Ora abbiamo anche in lavorazione l'ultimo decreto, quindi anche lì porteremo delle modifiche e speriamo che siano che ci diano la possibilità di poterle portare avanti, e stiamo portando avanti come Lega per poter ovviare a questo problema delle liste d'attesa. Quali sono i punti salienti di riferimento di questo DL per il miglioramento complessivo della sanità, senatrice? Ma intanto vediamo come riusciamo a modificarlo, però sì, anche lì, come dicevo prima, si tratta di cercare di dare una riorganizzazione un poco più efficace, perché il problema è tutto lì. Noi abbiamo sprechi di risorse oggi infinite che vanno riorganizzate per poter poi dare tutte le altre risposte che servono anche a patologie. Faccio l'esempio del diabete, che voglio dire, anche lì abbiamo una tecnologia che è andata avanti tantissimo, però poi ci sono difformità di trattamento con questi presidi fra regione a regione. Anche qui bisognerebbe intervenire su queste disparità di trattamento che ci sono. Se non è perché io nasco in Lombardia, sono più fortunato rispetto a quello che nasce in Calabria, ovviamente. Quindi anche sugli screening oncologici, oggi anche l'oncologia è andata avanti. Oggi abbiamo delle terapie mirate per determinati tumori. Oggi non si muore di tumore, ma si muore di metastasi. Se noi non diamo la possibilità però di poter effettuare da nord a sud tutti gli screening necessari, non arriviamo in tempo, e poi alla fine anche la migliore terapia non riesce a poter salvare la persona. Quindi oggi, ripeto, sia la ricerca sia la tecnologia sono andati avanti e anche in maniera veloce, però poi non c'è un sistema che riesce poi a poter sfruttare al massimo queste risorse, queste opportunità che potrebbero salvare vite, e nel contempo evitare che determinate patologie degenerino e che poi hanno un costo maggiore per la sanità, perché se io faccio prevenzione domani non mi ritrovo la popolazione con patologie che con un'adeguata prevenzione potevano essere evitate, e quindi con un costo maggiore se non faccio prevenzione. Lei parla proprio da una sì, fa parte di una regione che ha questi grossissimi problemi. Esatto. Addirittura, se non ricordo male, è andata sotto amministrazione controllata. Secondo No, lei? vabbè, noi siamo commissariati da commissariati, sì. 12 anni, però Le anche lì, sì, scusi, mi dica. No, era No, questo che dico, le noi volevo. siamo commissariati da 12 anni, però è anche oggi il commissariamento finalmente è tornato in capo alla politica. Però dico, in questi 12 anni a noi in Calabria, per carità, con tutti i difetti, tutta la malagestione, tutto quello che vogliamo, però in 12 anni di commissariamento ci hanno sempre mandato generali della finanza, generali dei carabinieri, gente che, per quanto di spessore, ma non aveva sicuramente le competenze adeguate per poter gestire il comparto sanità, e di fatto questi anni hanno fatto sì che il nostro debito si triplicasse piuttosto che si azzerasse, e quindi oggi ci troviamo in una situazione peggiore di quando ci hanno commissariato. Ecco, volevo chiederle questo. Sanità, autonomia differenziata, che ha, diciamo, alcuni punti sono stati stoppati dalla consulta, comunque ancora sul tavolo delle riforme, mi sembra. Tempo fa lessi in un'intervista, proprio lei ha introdotto il gravissimo, è vero,
io ero partito da liste d'attesa, ma il fatto di non avere medici laureati è un problema annoso. Per esempio, io vengo dal nord-est, senatrice, Padova c'è questo problema. Lessi in un'intervista di un esponente leghista, credo Zaia stesso, anni fa, diceva che secondo lui, cioè lui spiegava come con un maggior tasso di autonomia si potesse intervenire anche su questo fattore per far sì che si liberassero prima i laureati medici per essere assunti negli ospedali. E volevo capire da lei, per esempio, questa autonomia può in Calabria funzionerebbe per come è stata articolata, può funzionare. Ricordiamolo che, perché certe volte quando si discute di autonomia sembra che sia obbligatoria. In realtà No, infatti. ci sono le regioni che possono farsene carico e altre invece preferiscono aspettare. Ma Volevo capire infatti, per la sanità in Calabria se l'autonomia, per quella che è stata, diciamo, studiata, proposta, la legge sull'autonomia, la proposta di riforma, cosa può, diciamo, cambiare sul piano della sanità in Calabria? Prego. ma intanto, come dice lei, appunto, chi grida forse non ha letto bene il testo, perché voglio dire, se le regioni vogliono restare nella medesima situazione in cui sono, possono continuare a farlo, nessuna lira in meno le verrà data rispetto a quello dello storico, quindi non c'è nessun grido di allarme, si resta com'è, stop. Io, anche se sono calabrese, voglio dire, ritengo che l'autonomia possa essere un'opportunità anche per la Calabria, però è chiaro che bisogna che tutti, dalla parte politica alla parte amministrativa, si responsabilizzino e quindi si inizi a lavorare in maniera più non vorrei dire, non voglio dire usare termini impropri, ma vabbè, in maniera più concreta, perché poi ogni territorio ha una sua esigenza, una sua necessità, anche in sanità possiamo avere, per esempio, il nostro territorio è molto anziano, è formato da popolazione anziana, quindi è chiaro che per noi magari avere attenzione più per la parte anziana piuttosto che rispetto ad altre patologie che magari sono meno presenti nel nostro territorio, questo ci permette di poter agire con le risorse che noi abbiamo e indirizzarle su quelle che sono le nostre esigenze. Poi d'altra parte l'abbiamo visto con il commissariamento, siamo non peggiorati di più, quindi è chiaro che una gestione in casa, secondo me, fatta con una visione, perché è chiaro poi devi essere anche lungimirante con le scelte, devi avere una visione precisa e non puoi lavorare sempre sull'emergenza e non fermarti un attimo e avere una visione di quello che sono le esigenze e le specificità del territorio. Benissimo, siamo arrivati al termine dello spazio. Tra l'altro abbiamo strappato la senatrice alle operazioni di voto anche, quindi non vorrei Esatto. provocare dei disastri. È stata davvero molto esaustiva e disponibile, mi auguro di averla presto ai nostri microfoni. Grazie ancora a Tilde Minasi. Grazie a lei e buon pomeriggio. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina. O segui a te la Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare da e su questo sito. Intanto firmare. Ho usato un tono un po' imperativo, però cioè, lo dicevano gli stessi magistrati che processare Salvini era sbagliato, quindi credo che leghisti o non leghisti, quello che sta succedendo al segretario della Lega, il processo Open Arms, è davvero qualcosa che un cittadino non dovrebbe accettare. Poi, per carità, ci sono le simpatie e le antipatie. È chiaro che io trovo inaccettabile, se magari si processassero, non so, Giuseppe Conte, magari io avrei degli stati d'animo diversi, ma sarebbero sbagliati. Se in un'analoga situazione venisse preso di mira dalle toghe un esponente politico, ripeto, una prospettiva analoga come questa, non va bene, non va assolutamente bene. E quindi potete far sentire la vostra voce. Firma anche tu, hashtag io sto con Salvini. Difendere i confini non è un reato. L'Instant Book lo potete leggere da questo sito. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini. Poi c'è il calendario, il meraviglioso calendario delle feste della Lega, quindi ci avviciniamo alle feste, quindi arrivano le feste. E poi anche la possibilità di iscriversi alla Lega, molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi i dati richiesti, tra cui il codice fiscale, e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando ampi, insinuanti, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autocertificazione civica, di autodeterminazione civica, chiedo scusa, il 2 per 1000, lo sapete, sono soldi nostri, ma lo Stato se li tiene, quindi non sono più nostri, non sono soldi nostri, cioè lo dovrebbero essere, ma non lo sono. Noi non ne abbiamo nessuna disponibilità, sono soldi perduti. Possiamo perlomeno fare una cosa: dire allo Stato che se li tiene lui, spendili in questo modo. Ripeto, non è l'avevo ascoltato, mi era arrivato dopo la diretta, comunque io non ho fatto in tempo, un vocale la settimana scorsa di un'ascoltatrice, diceva che non trovava giusto, esatto, non è giusto, anch'io trovo che non sia illiberale tenersi i soldi in questa maniera. Tu mi lasci i soldi in tasca e poi li spendo come voglio io, li voglio dare alla Lega, li do alla Lega, altrimenti me li tengo per me, ma almeno che io sia libero. Questo è un principio liberale, credo. E comunque le cose stanno in questo modo, quindi almeno c'è la possibilità di votare un partito che ha delle fondamenta liberali come la Lega. E il 2 per 1000, scelta libera a difesa dell'Italia in Europa, una scelta soprattutto che non ti costa assolutamente nulla. Devi solo scrivere D43 nel tuo 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, D di Domodossola, 4 come gli eroi della Marvel, le stagioni, i Cavalieri dell'Apocalisse, il voto in matematica, le stagioni, la pizza, 4 stagioni, 3 invece è sempre solo il numero perfetto. E poi andiamo a vedere insieme le uscite, le apparizioni radio-televisive di loro, gli eroi della Lega, i suoi esponenti politici. Abbiamo
Rossano Sasso a Radio Cusano TV alle 16. Gianluca canta la messa invece Rai Radio 1 sempre oggi alle 16:48. Ancora oggi 17:15 per la rubrica Economia su Sky TG24 il presidente Commissione Attività Produttive Alberto Gusmeroli. Poi abbiamo sempre oggi, questa sera però alle 20:30, 5 minuti Rai 1 con Bruno Vespa, ci sarà Edoardo Rixi che è il vice ministro alle infrastrutture e direi che si finisce con giovedì e quindi direi che per quanto riguarda Segui la Lega sa su fi. Non c'è la sigla? No, mi sbaglio sempre, vedi. Vediamo, abbiamo un minuto, se volete entrare in diretta telefonica potete impiegare questo piccolo spazio 0292 94 7222. Poi abbiamo tu sei del sud e vieni a darci lezioni, fai un impegno sul territorio, onorevole, scrive Maurizio, sempre polemico. Allora, e questa è la parte pulsante, la carne viva della Lega. Mai d'accordo su nulla. Se sei d'accordo non sei leghista. Ma lo metto in modo naturalmente, spero che Maurizio non se la prenda e non mi investa, ma è un po' la parte, io non mi ritrovo del tutto, però questo è i malmostosi, ecco. E dico dai, lo uso anch'io perché poi in realtà sono malmostoso di mio, non è vero che i ciccioni sono simpatici, proprio perché sono ciccione sono malmostoso e quindi non posso che essere leghista. Avanti Savoia, diceva quello, invece no, avanti la prima telefonata. Pronto? Posso intervenire? Prego. Ciao Pellegrini, Padania Libera, sono Robby da Bergamo. Ciao. Io avrei voluto fare una domanda alla senatrice. Ho una curiosità tecnica proprio. Io vorrei sapere, per un paziente del sud, facciamo della Sicilia, che viene a farsi curare in Lombardia, io sapevo che le spese delle cure venivano rimborsate dalla regione Sicilia alla Lombardia. Io ho parlato di recente con un'infermiera, mi è stato detto che se la regione Sicilia non concede a una persona siciliana di venirsi a curare in Lombardia, non è obbligata a rimborsare le spese alla Lombardia. È vero? Mi sono spiegato bene? Questa roba mi sembra di averla sentita anche a me, però non posso entrare, non sono in grado di entrare nel dettaglio tecnico. Questa anch'io avevo sentito una versione di questo genere. Quindi ci sono due indizi intanto. Roby, ti devo salutare perché sono le 14:31, devo andare all'intervallo. Grazie anche per il tuo intervento. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Radio Libertà, oltre la pagina, in simultanea con noi quando sono scoccate le 14.35, noi con il professor Flavio Felice ai nostri microfoni, docente di storia delle dottrine politiche. Professore, bentornato ai nostri microfoni e grazie naturalmente per la sua consueta disponibilità. Grazie a lei, buon pomeriggio a tutti. Allora, parliamo dell'uscita della rivista di cui lei è direttore, Prospettiva Persona, disponibile online, scaricabile online al costo di 8 euro. C'è veramente tantissima carne al fuoco, ma io partirei, professore, da un tema che lo sa, mi è particolarmente caro e mi è particolarmente caro parlare con lei perché così ho l'occasione di approfondire e di imparare, sinceramente. E si parla di sussidiarietà. E se ne parla anche in questo numero, lei ne parla anche nella presentazione di questo numero, e volevo partire, professore, perché certe volte parlo per me, forse quando parlo di sussidiarietà certe volte perdo il filo. Vorrei partire dalla fine. Qual è lo scopo, qual è l'obiettivo della sussidiarietà? L'individuo, un individuo che è soggetto e comunità ad esprimere la propria umanità manifestando il proprio status publicus, cioè partecipazione. L'ho ripreso proprio da quello che ha scritto lei, perché ripeto, parlo per me, a me piace, c'è un tema che mi ha appassionato, lei lo sa, alla fine degli anni 90 era un tema di primo piano per la Lega. Dopo la fase secessionista siamo tornati al federalismo, se ne parlava proprio nelle sedi, si parlava molto, e alla fine è proprio quello però che forse bisogna partire dalla fine. La sussidiarietà significa che diventiamo noi individui, non diventiamo protagonisti, nel senso che non c'è un'autorità che può comandarci se noi non lo vogliamo, ecco. Riconosciamo quello che è la necessaria autorità in una disposizione di comunità, che ci mancherebbe, però deve essere deve dipendere anche dalla nostra scelta. Ecco, mi sono espresso con parole mie, a lei la parola, professore. Sì, no, ma è giusto, nel senso che non so quanto sia giusto, è sicuramente quello che ho tentato di dire io, poi quanto sia giusto non spetta a me dirlo, però sicuramente quello che intendevo dire, cioè partire dal presupposto che ad agire sono sempre le persone. Ora, le persone possono agire in maniera, possiamo dire, responsabile, ovvero in maniera irresponsabile, cioè il responsabile è colui che risponde delle conseguenze del suo agire. Il principio di sussidiarietà indica esattamente questo presupposto, il presupposto che le persone siano libere e dunque anche responsabili, cioè rispondono delle conseguenze del loro agire. Ora, questa è una cosa fondamentale proprio per concepire, per capire, per giudicare anche i processi democratici. La democrazia si basa sulle azioni individuali. Diceva Bobbio, provate ad astrarre dalla democrazia la dimensione individuale e non avrete più una ragione per giustificarla, ed è la verità. E quindi lo status publicus di cui io parlo è proprio la condizione nella quale ciascuna persona opera, cioè ciascuna persona vive in una condizione pubblica. Il pubblico non è lo Stato, e questa è un'acquisizione, possiamo dire, moderna, quella di far coincidere il pubblico con lo Stato, ma in realtà il pubblico siamo ciascuno di noi. Ciascuno di noi vive la dimensione pubblica, è uno status publicus. Poi questo status publicus lo si può reificare, questa è una parola un po' complessa, cioè rendere cosa, e diventa la cosa pubblica, ossia lo Stato. Ma è una delega sempre delle persone, degli individui. La condizione pubblica appartiene a ciascuna persona. Ora, la possibilità, possiamo dire, di operare in maniera pubblica da parte di ciascuna persona ci dice anche la qualità della democrazia. Questa è una cosa che ha intuito e ci ha descritto molto bene Alexis de Tocqueville nella sua Democrazia in America, quando ritrova proprio nel modello americano, nello spirito dei padri fondatori americani e nella Costituzione americana, questa dimensione pubblica delle persone, che quindi non devono più delegare in termini assoluti ad una qualsiasi entità pubblica, cioè ad una cosa pubblica, perché la dimensione pubblica la vivono loro, ciascuna persona la vive in modo diretto. Vedete? Questa è la democrazia liberale,
Poi esistono altre forme di democrazia dove invece non c'è più lo spazio pubblico per gli individui, ma quelle sono altre forme di democrazia e sappiamo anche che fine fanno fare alle persone quel tipo di democrazia lì, cioè non danno più spazio alle persone, tutto è assorbito dal partito, dallo Stato e da altre entità pubbliche che appunto prendono il posto delle persone, ma qui non c'entra più nulla con la dimensione liberale della democrazia. E dicevo anche in un articolo a doppia firma apparso un paio di settimane fa sul giornale, la riforma, l'autonomia differenziata, che io preferirei chiamare, lo dico sempre, il giornalismo asimmetrico, potrebbe essere lo spazio, lo spunto per parlare di sussidiarietà, perché essendo un tema al centro del dibattito anche della contesa politica, se si riuscisse ad andare al di là della contesa politica si può riprendere proprio questi concetti che lei ci stava spiegando, professore, perché se l'autonomia, cioè, se l'autonomia serve per migliorare il funzionamento delle cose, queste cose devono essere utili a noi individui, altrimenti non mi interessa che funzioni meglio qualcosa che non mi riguarda come individuo e quindi non posso partecipare direttamente. Penso di io mi esprimo sempre con parole mie, Sì. perché non posso altrimenti. No, ma certo, sì, ma è giusto, nel senso che questo status publicus dopo, che appunto appartiene a ciascuna persona, deve trovare una composizione nella soluzione dei problemi che ci riguardano, no? Che riguardano dunque la convivenza civile. E quindi le forme di autonomia rispondono esattamente a questa dimensione. Ora, le persone da sole non possono risolvere tutti i problemi, ciascuno risolverà i problemi che sono più prossimi alla propria persona, ma man mano che ci allontaniamo, man mano che dalla prossimità si passa alla dimensione più remota, ecco che abbiamo bisogno allora di organizzazioni. L'organizzazione però si distingue da altra organizzazione proprio per il suo grado di autonomia. Cioè esistono organizzazioni che rispondono alla dimensione dell'autonomia di ciascuna persona e altre che invece sono costruite per sopprimere tale autonomia delle persone. Quindi l'idea quindi di, come abbiamo cercato di scrivere in quell'altro articolo che lei ha citato, insieme al professor Angelini, riguardo alla riforma dell'autonomia differenziata, del regionalismo asimmetrico, come diceva giustamente lei, va in questa direzione. Ora, al di là, noi non abbiamo voluto dare un giudizio diretto sul progetto di riforma, perché tutti i progetti di riforma possono essere migliorabili e in questo caso la Corte Costituzionale ha ritenuto che il progetto debba essere migliorato. Ma ciò che interessava a noi e che mi interessa sinceramente è il principio, che ammettiamo che la libertà necessiti autonomia, ammettiamo che la democrazia richieda l'autogoverno, perché se invece riteniamo che la democrazia sia qualcosa di distante dalla dimensione dell'autogoverno, allora parliamo di due cose differenti. E io su questo sinceramente invece cerco di essere abbastanza chiaro, ci provo, almeno insieme anche al professor Angelini, con il quale abbiamo scritto questo articolo. Cioè, per noi la democrazia ha come principio fondante l'autogoverno. E quindi l'autogoverno non può a un certo punto scomparire quando si tratta dell'organizzazione territoriale o organizzazione delle istituzioni che hanno come compito l'assunzione di decisioni pubbliche. Quindi se democrazia se democrazia deve essere, allora questa democrazia deve avere a che fare con l'autonomia, e l'autonomia passa dai municipi, dagli vari enti territoriali, e giunge quindi anche alla regione, che è uno di questi enti territoriali. Quindi secondo me vuol dire, non possiamo proprio parlare di democrazia al di fuori dell'autonomia. Altro è poi le technicality, così come sono state immaginate, pensate dai riformatori,
e dai riformatori nello specifico, la legge Calderoli, quanto quella riforma in realtà risponda realmente all'esigenza di autonomia. Ecco, su questo ovviamente sospendo il giudizio, perché credo che la sentenza della Corte Costituzionale abbia in realtà evidenziato alcuni aspetti importanti che però dal mio punto di vista, dal punto di vista anche del professor Angelini, non significa meno autonomia, probabilmente significa più autonomia che incrocia la dimensione verticale della sussidiarietà, che è appunto quella descritta dalla riforma Calderoli. Probabilmente dovrebbe incrociare altra autonomia, che è quella della sussidiarietà orizzontale. Probabilmente il limite di quella proposta di riforma sta proprio nel fatto che non incrocia ancora una compiuta sussidiarietà orizzontale, cioè il rapporto tra società civile e società politica. Cioè, nel momento in cui noi rendiamo più autonome le istituzioni da un punto di vista verticale, poi non abbiamo più la sicurezza di uno Stato, che ovviamente attraverso la fiscalità contribuisce a rendere più giusta la vita civile, ma a quel punto è necessario implementare la sussidiarietà orizzontale, proprio perché l'elemento di giustizia non venga meno. Ecco, io credo che forse quel progetto di riforma sconti questo limite, che è tutto sulla sussidiarietà verticale, ma non è implementata ancora la sussidiarietà orizzontale. Ecco, non è la prima volta che faccio questa osservazione con lei, professore. Grazie a lei mi sento di fare questa osservazione. Il fatto che la sussidiarietà, cioè il principio di autonomia e di libertà, dovrebbe, non perché la politica sia brutta, sporca e cattiva, lo è la sua parte, ma siamo tutti brutti, sporchi e cattivi, dovrebbe uscire anche, non essere esclusivo della politica, come purtroppo è successo, ma non per colpa della politica, perché non sono condivisi questi concetti al di fuori della politica. La cultura non se ne occupa, preferisce occuparsi di altro, ma proprio leggendo anche il suo articolo di introduzione a Prospettiva Persona, scopro, francamente non lo sapevo, ma il professore lei giustamente, Bartolo da Sassoferrato era un giurista del XIV secolo, 1300, e riconosceva l'autonomia dei comuni e delle signorie rispetto alla pretesa potestà dell'impero del papato. Stiamo parlando di 700 anni fa, e questo era un tema, possiamo dire, al centro del dibattito. Non conoscevo questa figura, sono andato a vedere su Wikipedia, professore, è stata una figura rilevante, insomma, nel suo tempo. E quindi non è che adesso l'autonomia, il federalismo arrivano e rompono sulla scena politica, irrompono sul dibattito pubblico e siano un argomento leghista. No, il tema della libertà, poi lei spesso richiama anche Don Sturzo, liberi e forti, no? Liberi e forti è una frase di una potenza enorme, che dovrebbe essere una base proprio. E quindi però sono alcuni anni che io ho il piacere di invitarla a queste trasmissioni. Vedo che Flavio, sì, ci sono soprattutto alcuni studiosi come lei che propongono e trovano anche un po' di spazio, ma diciamo che non vedo quello che spererei, quello che spererei io nei confronti di questo dibattito, di questo che è un argomento che ci riguarda prima di tutto personalmente come individui, quindi è un dibattito basilare. Certo. Prego. No, io la ringrazio, si fa quel che si può, cerchiamo di occupare lo spazio che ci è concesso e cerchiamo di prendere lo spazio che riusciamo a conquistare con queste idee, con questi temi. Di certo ci tengo a precisare che il tema della libertà e dell'autonomia il tema dell'autonomia è ben più antico e ben più consolidato nella storia del pensiero rispetto a quello invece della centralizzazione del potere. Cioè, il tema che solleva Bartolo di Sassoferrato è un tema ricorrente e possiamo dire classico nella storia del pensiero, e diciamo che è stato l'elemento cardine della Costituzione per tutta l'epoca, possiamo dire, premoderna, medievale, premoderna, e la modernità che invece attraverso
attraverso la categoria, la nozione della sovranità, accentra il potere intorno alle mani di un'istituzione o di una persona. Però ecco, è molto più consolidato il tema dell'autonomia da questo punto di vista. Bartolo da Sassoferrato, insieme a tutta la schiera dei giuristi e dei glossatori e poi preumanisti e teorici della vita comunale italiana, solo italiana, soprattutto nord Italia ed europea, insomma, e mettono in evidenza questo l'elemento che il governo dipende direttamente dagli individui, è un fatto che nasce dal basso. Poi tutto questo si è andato in qualche modo superando attraverso la nozione di sovranità, la nascita dello Stato-nazione e via dicendo. Però ecco, quello che diceva lei è giusto, non è una stramperia non è un'idea strampalata di qualche contemporaneo, anzi è quanto di più presente nella tradizione, nella storia del pensiero politico, questo tema dell'autonomia. Cioè, Bartolo ci insegna appunto che universitas superiore non precognoscens est tibi princeps, cioè quella comunità che non riconosce alcuna autorità al di sopra di sé è di per sé stessa sovrana, è sovrana di se stessa e sui domina, e quindi è qualcosa di estremamente forte nella storia del pensiero politico. Basta studiare tutte le costituzioni, dalla caduta dell'impero romano fino all'avvento della modernità, per intenderci, fino a Hobbes, e per accorgerci che questa è la storia del pensiero politico. E poi ovviamente poi tutta la vicenda politica americana va in questa direzione, statunitense intendo dire, va in questa direzione, per non parlare della rivoluzione gloriosa inglese, che va in questa direzione, e la modernità anglosassone infatti non si è risolta poi della sovranità statuale, ma in soluzioni alternative alla sovranità statuale. Quindi non esiste nemmeno una sola modernità. Insomma, le cose sono molto più complesse di come normalmente nei vari talk show vogliono che essa appaia. Ecco, questo professore anche mi sembra proprio l'essenza, no? che le dicevo prima, la registriamo nel confronto non solo e non tanto sicuramente nei confronti della politica, dell'amministrazione eccetera, ma anche in altri aspetti della nostra vita quotidiana. Quando ero ragazzo c'era sulla scena pubblica il dibattito sulla dipendenza, sulla televisione, sulla sua funzione pedagogica e quanto potesse condizionarci, quanto potessimo essere condizionati, quanto potessimo essere più o meno liberi rispetto a questo elettrodomestico che negli anni 70 esplode nelle nostre case. E quel dibattito lì è stato superato, chi ne parlava a un certo punto è stato visto come un retrogrado, e ci siamo trovati però con i social, adesso ci troviamo a che fare e vediamo anche la cronaca nera ci racconta come queste dipendenze, questa perdita di libertà che abbiamo concesso noi nei confronti della tecnologia ci provochi io non sto dicendo, perché non voglio sembrare retrogrado, la tecnologia è fantastica, avessi avuto io uno smartphone quando ero ragazzo, mamma mia, per carità, però ci sono degli aspetti che non vengono affrontati e trascurati, addirittura magari si rischia, proprio come stavo facendo io, di essere un retrogrado. La tecnologia, la TV è stato uno strumento per imparare, è stato per intrattenimento importantissimo. No, si dice sempre l'uso che se ne fa, d'accordo, è verissimo, frase sacrosanta, però parliamo dell'uso che si deve fare, e dell'uso che si dovrebbe fare dei social non se ne è parlato, proprio perché manca questo dibattito sulla libertà, che poi ci porta naturalmente alla sussidiarietà. Cosa dice, professore? Sì, il dibattito al quale le faceva riferimento è stato introdotto negli anni 90, nei primissimi anni 90, fine anni 80, fine anni 90, da uno dei grandi filosofi liberali del Novecento, che è stato Karl Popper, no? In quel suo saggio pamphlet, la TV cattiva maestra. In realtà, in effetti, il Popper liberale è stato di colpo bollato di essere un retrogrado, un tradizionalista, un conservatore, un reazionario. In realtà metteva il dito esattamente sulla piaga, cioè metteva il dito sul problema.
Il problema è quello che dobbiamo lavorare per nutrire una mente critica che ci sappia e che ci consenta poi di affrontare anche la tecnologia più spinta, e Popper parlava soltanto di televisione, figuriamoci oggi cosa direbbe, ecco, per saper leggere, decriptare le notizie, le informazioni, le immagini che ci giungono in maniera del tutto, possiamo dire, talvolta anche decontestualizzata. Quindi questo è il punto centrale. Se vogliamo nutrire la libertà, se vogliamo vivere in libertà in una situazione come quella attuale, nel contesto attuale, così ricco di stimoli che ci provengono da tante fonti di informazione, è necessario in primis nutrire la mente critica e dunque saper porre le domande, saper criticare le domande e via dicendo. Questa è un'operazione estremamente complessa, ma estremamente utile e necessaria proprio in un mondo, in un contesto così complesso, quando in assenza di pluralità di fonti di informazione probabilmente diventa meno urgente, anche se c'è un altro tipo di problema, ovviamente. Qui siamo fortunati perché siamo in un'epoca di pluralismo dell'informazione, delle fonti di informazione, però dobbiamo avere a questo punto anche la capacità di saper criticare per poter cogliere all'interno della rete di informazioni le tante possibili fonti di informazioni, anche quelle che in realtà ci spingono ad agire in un determinato modo che è contrario ad esempio ai nostri principi e ai nostri valori, non che siano sbagliati in assoluto, ma lo sono magari rispetto ai nostri principi e ai nostri valori. Quindi saper decriptare il messaggio è un'operazione estremamente importante e direi appunto urgente e necessaria oggi. Siamo in chiusura, mi faccia ricordare, professore, che chi scaricherà Prospettiva Persona, l'ultimo numero scaricabile, disponibile al costo di €8, non troverà solo questi argomenti, ma davvero una rivista molto ricca, perché leggo, si parla di Rodolfo De Mattei, studioso di Savonarola, si parla dell'analisi, della critica di Hayek al socialismo, di cui parla Giacomo Brioni. Carlo Marsonet esplora il tema della pace da Mies a Robke. Poi abbiamo Giovanni Giorgio che presenta il suo saggio La via cristiana alla perfezio tra artes meccaniche e capitale. Poi abbiamo il contributo di Danilo Breschi, da nichilista inconsapevole a nichilista pentito, Carl Schmitt e la tirannia dei valori, che è un saggio del dopoguerra, un saggio molto celebre di cui appunto parla Danilo Breschi. Poi abbiamo un ricordo da parte di Settimio Luciano di Giovanni Spadolini a 30 anni dalla sua scomparsa, Vincenzo Di Marco che esamina l'opera di Mario Pomiglio. Quindi, come avete sentito, a me piace vedere questo giornale un po' come professore i caffè letterari, no? Dove nasce esattamente così nel 1992 questa rivista, nasce esattamente con questo spirito. E allora mi congratulo con lei, con tutti i suoi collaboratori, la ringrazio ancora per la sua partecipazione, a risentirci a presto, al professor Flavio Felice. Grazie e un saluto a tutti, grazie mille. Siamo in chiusura, siamo alla conclusione. Allora, dunque, Luca ormai allora, visto che anche a te piace il punk e hai la barba come il sottoscritto e ti sei Furlan, no, ti sos Furlan, ti sei Tristino, ti sos Furlan, poi sono anche mezzo vecchio, sono un meticcio, sono un bastardo. Io sono un bastardo. Che ne dici di mettere su Betty la tossica dei Prozac più? Lo conoscevo anche Gianmaria Cusani, perché suonava nei Futuritmi, dove c'era il mio caro amico, c'era Davide Toffolo che conoscevo, e poi un altro caro amico con il quale ci siamo frequentati per anni, e mi diceva proprio, sto parlando 86, 87, 88, non quegli anni lì, e pensa che diceva Gianmaria Accusani, fondatore di Prozac più, era il più giovane del gruppo, ma 4-5 anni più giovane, mi diceva proprio che era il più bravo in assoluto e ha fatto 100. Comunque anche il mio amico ha fatto carriera musicale, ha scritto colonne sonore con Antonello Venditti, eccetera, quindi anche Davide Toffolo, quindi i Futuritmi. Come diceva un articolo di Rockstar, c'erano loro e quell'altro gruppo che io non sopporto, Litfiba,
erano in rampa di lancio per diventare il più importante gruppo pop rock italiano. Diciamo, successivamente sono arrivati gli eredi di Futuritmi, tra lei i ragazzi morti, che prosegue più. E ascoltiamo, secondo il desiderio di Luca, Betty la Tossica. Grazie a Lorenzo il Magnifico, soprattutto di comando della regia tecnica, e grazie a tutti voi. Miau. Avete ascoltato